Bene ragazzi, allora sta registrando tutto secondo le regole, diciamo. Allora possiamo passare il turno, meraviglia completata. Allora a questo punto dobbiamo solo spaventarci di oh, ecco, questo volevo dire. Arrivano altri carri nemici. Meno male che abbiamo portato la catapulta qua. Se ne avessi reclutata una al posto della torre, i problemi sarebbero stati già sarebbero finiti già 10 turni fa. Allora, iniziamo. Catapulta, vai. Iniziamo a rompere le scatole. Ok. Oh sì, si fa. Come siamo? Oh. Qui saccheggiamo. Benissimo, 50 di oro come ci servivano. Arrivati qui, questo carro purtroppo deve andare via, altrimenti ci massacrano. Lui, no, non lo dovevo mandare via. Lui invece sì, lo mandiamo un pelino indietro. E arrivati qua, adesso gli arcieri. Questo carro si sta fortificando. Questo carro qua pure. Questi arcieri, arrivati qua, possono sbizzarrirsi. Questo, allora, sì, nell'attacco. Vai. Bene. Vai. Ancora no. E vai. Bene. Questo carro, stop. La torre, vabbè. Ecco, potremmo attaccare con questi e dargli un po' di fastidio. O no, meglio fortificarci, perché così almeno aspettiamo un altro po' e evitiamo problemi. Vediamo che succede. Altro carro, altri problemi. Maledetto quanti carri che sta reclutando, perché secondo me guadagnerà un sacco di soldi ogni turno. Fai la pace. Mi pare che li stai finendo i soldi, perché ci ha detto, ci ha anche rimosso i soldi ogni turno. Qualcuno, la Russia ha superato adesso l'epoca classica, è entrata nell'epoca medievale. Ah, abbiamo finito la tigre accucciata, che bello. Allora, la tigre accucciata, ragazzi, ve la faccio vedere. Eccola qua. Guardate che forte, è un'unità da tiro. Mamma mia, guardate che bella. E adesso possiamo utilizzare, dobbiamo sfruttare nuovamente la nostra produzione. Non abbiamo più attrattiva, ci serve in qualche modo. Però costruiremo immediatamente un costruttore in 4 turni. Con i prossimi soldi che avremo e cercheremo di fare, compreremo il terreno là in avanti e la nostra attrattiva ritornerà e aumenterà. Allora, arrivati qua adesso, visto che stiamo finendo i soldi, lo scout ha saccheggiato per bene quello che doveva fare. Quindi, arrivati a questo punto, la catapulta dovrà per forza continuare. Bene. Arrivati qua, arcieri. Questi arcieri qua ormai li miglioriamo. 10 licenze quando con un distretto un forte, 10 alla forza, a distanza contro unità terrestri. Quindi, avendo questo miglioramento, non può attaccare. Però voi potete attaccare, vai. Perfetto. Questi possono attaccare. Vai. Perfetto. E lo scout si può fare un altro giro in avanti per un altro po' di saccheggio. Voi potrete attaccare. Adesso entriamo. Vai. Combattiamo fino alla fine. Fino alla fine. Li stiamo ammazzando. Scout. Fermo là. Sto carro. Maledetti carri, guardate quanti ne hanno. Oh, vittoria decisiva forse. Forza, 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 forza. Я сражен. Ah. Жизнь прожить, не поле перейти. E siamo riusciti a sconfiggerlo. Benissimo, arrivederci. Perfetto ragazzi. Il nostro spadaccino ha attaccato il centro cittadino, infliggendo 46 danni, subendone 5, ha catturato San Pietroburgo. E come potete vedere abbiamo avuto un'ispirazione, il progresso civico feudalesimo, un'eureka per l'apprendistato è stata completata. Non c'è un modo facile di addestrare un apprendista. I miei 2 strumenti sono l'esempio e gli incessanti rimproveri. Benissimo ragazzi. Tieni la città? Che cos'è questo? San Pietroburgo, radi al suolo. La capitale della città principale, una città fondata da te o da un alleato che... Allora, possiamo tenerla.
La penalità alla bellicosità attuale, se decidi di tenere questa città, è nessuna. Sarà annullato o raddoppiato alla fine della guerra, a seconda che tu decida di tenere o meno la città. Non puoi raderla al suolo, poiché è capitale di una civiltà principale. È una città fondata da te o da un alleato che avevi in possesso all'inizio di questa. Tieni. Adesso, avendo ragazzi San Pietroburgo, possiamo vedere che abbiamo eliminato definitivamente la Russia, perché la capitale è stata catturata dalla Cina. Quindi ottimo lavoro. Adesso i russi appunto non esistono più perché li abbiamo eliminati dalla mappa. A questo punto quindi abbiamo terminato tutte le nostre guerre e abbiamo una seconda città, San Pietroburgo, che adesso come potete vedere è cinese. Il problema adesso è un altro: sistemare tutti i guai che ci sono a Xi'an, perché la popolazione si sta per ribellare, non ne può più. Quindi innanzitutto facciamo una cosa: uno di questi carri, per esempio questo, lo demoliamo. Come annulla? Ah. No, fortifica. Non possiamo... Ah, ecco. Per esempio questo lo eliminiamo. Ecco. Adesso abbiamo un bel po' di soldi e immediatamente andiamo a comprare, acquistare una casella. Questa casella qua 165. Qua c'è incenso, fede. Quindi qua andiamo a comprare questa risorsa. Qui come produzione cosa possiamo fare? Allora, vediamo. Adesso è difficile perché dobbiamo recuperare tutto e ripristinare tutto quello che abbiamo distrutto con le razzie, perché le razzie sono state utili, ma ovviamente... Allora, intanto gli arcieri, la torre d'assedio, ragazzi, io la demolirei, perché non ci è servita a niente. Lo so, ma davvero, se avessimo avuto un'altra catapulta avremmo risolto il problema. Quindi, torre d'assedio via. Lo scout ci darà una mano, adesso girerà un po'. E come produzione qua iniziamo a far cosa? Qui abbiamo il fiume vicino. Iniziamo con cosa? Vediamo come sono messe le cose innanzitutto. San Pietroburgo. Bene, felice, attrattiva. Abbiamo tutto, quindi già possiamo iniziare a riparare. Più che altro ripariamo cosa? Il santuario, l'anfiteatro, l'oracolo. Facciamo, ragazzi, dobbiamo iniziare da qualche parte, quindi iniziamo. Monumento, dai, ripariamo il monumento. Come ricerca, avendo terminato, se non sbaglio, vediamo un po', ecco, l'ingegneria militare e anche l'apprendistato. Adesso sarà un giochetto da ragazzi terminare le staffe. Ottimo. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo tenere a bada i barbari per qualche turno. La tigre accucciata, che è qua, adesso la facciamo scendere verso il basso. E abbiamo finalmente distrutto lo zar, che ci stava dando tantissimo fastidio all'inizio. Avete visto, ci derideva, ci creava tanti problemi. Quindi un po' abbiamo dichiarato. Aveva messo tutte le truppe davanti alle nostre mura. Che è successo? Unità allora, arrivati a questo punto, io i soldi che ho me li tengo stretti. Serve più attrattiva. Perché? Ecco, stiamo riparando tutto con calma. Iniziano ad arrivare i barbari, Allora, visto che stanno arrivando questi barbari, intanto lo scout un altro passo in avanti. Questi spadaccini qui li dobbiamo portare un'unità davanti per fare da scudo agli arcieri. 1 e 2. Ci penseranno loro poi a fare a pezzi questi stupidi. La tigre accucciata, che qua scenderà verso il basso. Unità attende ordini. Questi spadaccini fortifichiamo. Fortifichiamo questi altri. Carro fortificato. Catapulta non ci interessa. Vai. I barbari si avvicinano. Capitale catturata dalla Cina. E serve più attrattiva. Non vi preoccupate che adesso risolviamo. Però ragazzi, davvero una bella battaglia. Cioè siamo riusciti a conquistare la città con un attacco, diciamo, circolare. Grazie alla catapulta però, perché la torre non è servita veramente a nulla. Quindi continuiamo così. Almeno forse io non la so usare, però ho provato di tutto. Lo sapevo. Però adesso faccio un po' vedere io. Allora, arrivati a questo punto, meno male che abbiamo gli arcieri che hanno anche i potenziamenti vari per fare a pezzi le unità da terra. Ok, via di qua. Via di qua.
Vattene via dal terreno, dai miei confini. Benissimo. Davvero questi arcieri sono fenomenali. E lo scout adesso lo mandiamo avanti. Questo scout veramente ha fatto il giro del mondo. Ok, questo carro lo fortifichiamo, mentre quest'altro lo mandiamo indietro, perché qua c'era un accampamento barbarico. Quindi eccolo là. La tigre accucciata la mettiamo qui. Vediamo come usarla. Catapulta la portiamo qua dietro. Questi devono ritornare al loro splendore. Fatto. I barbari si avvicinano. Fatto. Come produzione, adesso che abbiamo ripristinato il monumento, ripariamo il santuario. Bene. E andiamo avanti. La Sumeria ha fondato il cattolicesimo. E adesso, ragazzi, noi continueremo. Siamo 75 d.C. avanti negli anni. Vediamo che succede. Cos'è questa risorsa che abbiamo preso? Ah, no, non è una risorsa, è il turismo. Sì, è una risorsa, ovviamente, però. Attenzione, attenzione, povero scout. Lo scout mi sa che è meglio mandarlo qua in alto. E adesso a questo punto prendiamo i nostri arcieri con questi spadaccini. Un passo glielo facciamo fare fin qua. Gli arcieri li portiamo qua giù. Fortifichiamo questo carro, la catapulta. Allora, questo carro. Allora, vediamo come spara la tigre accucciata. Vediamo un po'. Vai, vittoria schiacciante. Eccola qua. Mamma mia. E addio. Il carro lo mandiamo tanto per ispezionare la situazione. Adesso, no, i soldi ci servono. Fortifica e fortifica. Prossimo turno finiremo il costruttore. Faremo finalmente. Avremo un po' di possibilità con i cavalli. E qua veramente abbiamo risorse a non finire. Abbiamo le volpi, abbiamo i cervi, abbiamo altre volpi qua, i cervi, pietre. Per poco non abbiamo uno sbocco sul mare. Il riso, davvero ragazzi, è stata un'ottima conquista San Pietroburgo. Dopo vedremo cosa fare, perché ce ne saranno ancora di cose da fare. Quindi Ginevra è stata sconfitta, la meraviglia completata. E adesso qua, meno male che i commercianti girano. C'è un giro di carovane ottimo. Allora, intanto Hong Kong stranamente sta andando verso giù. Chissà che cosa sta facendo. Forse vuole attaccare qualcuno. Meno male che ce la siamo fatta amica, perché grazie al suo ferro, grazie al ferro di Hong Kong, delle sue miniere che ha tutte messe qua, siamo riusciti a reclutare gli spadaccini che sono stati davvero fondamentali per resistere agli attacchi. Allora, arrivati qua non ce la facciamo a colpirli. Quindi, questi no, sono troppo lontani, maledetti. Quindi facciamo un altro passo in avanti con questi. Ci liberiamo ora di questi. Allora, la tigre accucciata mi sa che non può sparare più, messa lì. Però forse il carro. Neanche, sono messi proprio in una brutta posizione questi. Allora, andiamo qua in alto. Come produzione adesso è importante, perché più che altro cosa potremmo fare? Questo oracolo dobbiamo farlo, perché ci dà cultura e tutto il resto. Quindi facciamo l'oracolo come meraviglia. E dove la mettiamo però? Che qua abbiamo finito, perché può essere fatta solo sulla collina. Qua perderemo le pecore, quindi non possiamo farlo. Allora, per il momento investimenti snodo commerciale, una borsa di studio per il campus, scienze e punti grande scienziato. Vai, per questi 5 turni lo facciamo. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo al prossimi gameplay. Ci siamo divertiti in queste battaglie. Abbiamo eliminato una grande quantità di nemici. E avete visto che per il momento va tutto bene. Proprio abbiamo reclutato anche l'unità caratteristica. E speriamo che continui così. Speriamo che non ci dichiarino guerra in molti. Diciamo che siamo stati anche molto graziati, perché i barbari sono arrivati al momento giusto e ci hanno aiutato. Ma perché ora io non posso colpire? Dove sono messi questi qua? Tanto per sapere. Andiamo ed eliminiamoli, basta. Oh, questi maledetti. Bene. Allora, gli arcieri ai confini. È che
San Pietroburgo potete vedere che è molto più grande di noi a livello di territorio acquistato, a livello di caselle. Cioè, noi non abbiamo acquistato niente in confronto. Tra loro, guardate quanto hanno comprato. Allora, voglio vedere sparare di nuovo la tigre accucciata. Sarebbero i mortai. Eccoli qua. Costruttore. Attenzione a quello lì. Maledetto. C'è lo scout che ci potrebbe dar fastidio. Adesso poi la tigre la mandiamo qua dentro. Posso fare... Ma c'è quel maledetto messo là. Quindi ritarderemo ancora un po'. Allora, catapulta ferma. Come produzione a San Pietroburgo, visto che abbiamo riparato anche questo, finiremo con le mura. Dobbiamo trincerarci. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, al prossimo video.